Avete avuto la presenza degli ispettori della regione voi oggi? Oggi non è arrivato nessuno. Cadono dalle nuvole i vertici dell'Ater di Treviso sui controlli degli ispettori regionali scattati da questa mattina. Un provvedimento verso tutte e 7 le aziende territoriali del Veneto, voluto fortemente dal governatore Luca Zaia. Lo avevo annunciato dalla giunta di lunedì 4 novembre, una decisione formale portata in giunta per dare un incarico al direttore generale, il dottor Baggio, di avviare un'indagine, un'ispezione nelle Ater del Veneto per chiarire le modalità di assegnazione delle abitazioni e ovviamente degli appalti sotto soglia, sotto i 200.000 euro. Sicuramente la risposta a quanto accaduto ieri a Padova con No Global, le famiglie che hanno occupato la locale sede Ater, ma anche di Mogliano, dove il 4 novembre 3 mamme marocchine con 7 figli hanno occupato il municipio per avere una casa. Sfrattati o senza alloggio che aumentano ogni giorno con la crisi, che fa emergere certe situazioni non più tollerabili, come quella degli spostamenti di inquilini in nuovi alloggi piuttosto di assegnarli in graduatoria, sottolineata ai nostri microfoni qualche giorno fa dall'assessore regionale alla residenza sociale. C'è un tema della mobilità tra appartamenti, credo che in questo momento tra lasciare qualcuno in strada o dare l'opportunità, e lo posso anche capire, da qualcun altro che è già servito dall'Ater di avere la stanza in più, credo che oggi sia prioritario dare una risposta a chi è in mezzo alla strada. Graduatorie che peraltro sono di competenza comunale, ribattono all'Ater di Treviso, che comunque accettano di buon grado i controlli della regione. Penso che per Zaia sia un atto dovuto. Tutto il diritto e dovere di farlo, ma da parte nostra porte aperte agli ispettori, siamo sereni e basta, non abbiamo nulla da nascondere.